Pensiero del giorno, martedì 4 marzo. Farsi piccoli. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. Marco capitolo 10, versetto 15. Proponendo il bambino come modello, Gesù intende evidenziare la sua naturale disposizione nei confronti degli anziani. È una disposizione di assoluta fiducia, di completo abbandono. Il bambino sa che la sua vita è nelle mani di chi è più maturo di lui e non dubita dell'amore. Quindi, chiunque tu sia, una persona importante nel mondo, un insegnante, un governante o qualcuno con una responsabilità per gli altri, anche se sei uno scienziato, un filosofo o un economista, non puoi entrare nel regno dei cieli se non diventi un bambino davanti a Dio. Dovete ricevere il regno di Dio. È un dono che Dio vi fa. Saper ricevere un dono è una cosa normalissima per un bambino che ha bisogno di tutto, che riceve tutto dagli altri per sopravvivere, per crescere. È piccolo e si comporta come tale. Anche voi lo siete. Non fate come gli adulti, che si credono grandi e importanti e finiscono per sentirsi tali non solo davanti agli uomini, ma anche davanti a Dio. Per un bambino è facile credere, non ha quella corazza di diffidenza che molti hanno costruito nel tempo. Il bambino è all'inizio della vita, aperto a qualsiasi avventura. Anche voi lo siete. Non ponete ostacoli per iniziare la vita del Vangelo e per continuare in questa novità per tutta la vita. Chiara Lubick, Parole per vivere, Città Nuova, editrice. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.